siamo, eccoci qua, mi danno in questo momento la linea da Contrada Cutura, dove naturalmente c'è Teleuropa Network, noi siamo sullo studio di Cosenza. Una buonasera, benvenuti a tutti voi, entrate in collegamento. Ancora una volta ricordiamo, siamo entrati nel 28° anno di Al Lupo al Lupo. Una buona serata da parte mia a tutti voi, sta per scendere in campo anche la regina, speriamo bene anche per loro. Però noi andiamo avanti perché questa sera, voi sapete, abbiamo il mercato che si è appena concluso, ci sono le ultime novità, gli ultimi acquisti che sono usciti proprio alle 20:54, il mercato si è chiuso alle 20, però 20:54 praticamente è stato comprato un giocatore. Vediamo se riusciamo a depositare questo contratto in Lega. Allora, però questa sera naturalmente parliamo di tutto tranne di calcio. Ho il piacere di ospitare due sindaci. Qualcuno mi ha detto: ma che c'entrano i sindaci con il calcio? Allora, io quello che voglio dire, perché un sindaco non può essere un tifoso del Cosenza oppure della Regina, del Catazzà. I sindaci sono tifosi, molto sono anche ultra, ci sono sindaci anche ultra, come i preti, no? Dicevano preti, i preti ci sono e sono anche tifosi, ingegneri, tutti. Il calcio accomuna tutti, e per questo poi la trasmissione negli anni, io ho ospitato un po' tutti, ho dato la possibilità anche a voi di intervenire in diretta, anche perché non preparo niente, quindi c'è un numero di telefono, c'è la possibilità per tutti voi di intervenire, 0984 25 525, anzi se volete potete intervenire e dire qualcosa anche in merito a questo mercato che si è appena concluso. Però dicevo i sindaci, uno qui è un grande tifoso del Cosenza, lo saluto, che è l'ingegnere Antonio Caputo, sindaco di Mendicino. Vabbè, Caputo uguale, c'è Caputo, dai. Mica ti ho chiamato Gorgonzola o il sindaco di Gorgonzola. Fra l'altro è un cognome molto utilizzato a Mendicino. Caputo c'era, molto famoso. Ma c'era il sindaco Mario Giordano. Esatto. Voi dovete sapere, più tardi abbiamo Albertino Urban in diretta, perché devi sapere, Alberto Urban c'ha la cittadinanza onoraria del comune di Mendicino, me l'ha detto lui, e era conferita Mario Giordano. Benissimo. Antonio Palermo, scusami a questo tranquillo, perché sono andato forse più avanti, parenti abbiamo dall'altra parte dove c'era Caputo, che saluto, negli anni belli. Come stai, Antonio? Bene, grazie all'invito. Hai ragione, le sindacature passano, i lupi restano, quindi i sindaci, prima che i sindaci siamo tifosi del Cosenza. No, che è una cosa bella, poi sentire il parere di un sindaco è la cosa più bella. Poi abbiamo questa sera anche l'avvocato Gregorio Iannotte, che è il sindaco di San Venzano, quindi non è che stiamo parlando di un comune così, San Venzano, e poi dice uno San Venzano, no, è San Vincenzo la Costa, ma è San Venzano. Ciao Gregorio, come buonasera, stai? Buonasera a tutti, grazie Fabio per avermi invitato. I sindaci perché noi abbiamo a cuore le nostre comunità. Avendo a cuore le nostre comunità, come non guardare il mondo del calcio, delle tifoserie, di quello che il calcio rappresenta culturalmente per tutti noi, quindi nel nostro piccolo. Poi so che più tardi ti verrà incontro Massimiliano Pesce, che è il presidente del centro coordinamento club, che se non mi sbaglio è di là, è di San Venzano, no? Assolutamente, l'ho chiamato e gli ho chiesto di venirmi in soccorso, perché a differenza mia lui è un esperto ed ha anche un ruolo di responsabilità. San Vincenzo ha un'eccellenza, noi ogni anno facciamo... Avete anche i club, se non mi sbaglio, c'è il club. Sì. Grazie a Massimiliano c'è questo club di Gesuiti, che è la frazione di San Vincenzo, che ogni anno organizza la festa con il Cosenza Calcio, dove io ho avuto il piacere di conoscere i giocatori, Kevin, Marulla, che mi ha regalato una bellissima sciarpa che mi sono dimenticata, ma insomma ci fa sempre piacere portare. Poi questo calcio accomuna un po' tutti, perché qualcuno dice: ma sai, sto calcio al lupo, invitate persone che non capiscono niente di pallone. Ma scusate, ma perché in Italia ci sono 10 milioni di allenatori e ognuno esprime la propria, no? Il bello è questo. Allora, saluto, lo vedi in bassa frequenza, naturalmente con gli ultimi acquisti, il collega Antonio Pirillo, eccolo qua. Antonio, buonasera, come stai? Buonasera a te, buonasera. Rido, che rido, perché sai che si chiama Francesco, capito? Io stasera mi chiamo tutto Sant'Antonio, vabbè, Antonio è la stessa cosa, Francesco. Va benissimo, va benissimo. Come stai, Francesco? La scorsa volta avevi un stadio come alza dietro. Allora, c'è la cosa, mia moglie stasera mi ha sfrattato dallo studio e quindi non ho potuto fare lo sfondo perché sta facendo scrutini per scuola con la DAD da oggi pomeriggio alle 2, ancora stanno
vanno a oltranza praticamente. Ho capito. A proposito, poi questa DAD come la vedete, Spirlì ha fatto la cosa, vabbè, comunque parliamo di calcio stasera, che poi parliamo pure di giovani e di DAD, però è vero, comunque la salutiamo Silvia. Allora, Francesco, mi puoi dare le ultime, anche perché poi più tardi, per chiudere poi l'ufficialità di tutto il contesto, avremo in diretta l'addetto stampa del Cosenza Calcio Gianluca Pasco, che ci dirà le ultime proprio fresche. Allora, prego Francesco, che vogliamo dire? Allora, diciamo che la chiusura con il botto di fatto poi non c'è stata, nel senso che l'ultimo acquisto è questo Georgios Antouzas loro comprano questi giocatori con questi nomi strani, così poi magari non si ricordano, però non casini, cioè, prendete i giocatori qua che sappiamo pronunciare anche su questo, Guarash, che diamine, si chiama quello della Bologna che è andato alla Regina, come si chiama? Angovu. Come? Angovu. Vabbè, comunque, adesso questo l'ultimo è Bakoko. Questo è l'ultimo, diciamo, in ordine di tempo. Prima, nei giorni scorsi, c'erano stati gli arrivi di Tremolada, di Trotta, Gerbo, Crecco, Bakogu e appunto oggi questo giocatore greco, che si dice sia un giocatore di prospettiva, non un giocatore, diciamo, già pronto per essere buttato nella mischia. Di contro poi ci sono le partenze di Bruccini, che è andato all'Alessandria, di Borrelli, che è andato alla Juve Stabia, di Baez, che in settimana è andato alla Cremonese. L'ultima operazione, più che colpo in uscita, dovrebbe essere quella di Petre, che Trinchera sta cercando di sistemarlo in una formazione rumena. Aveva visto che in Romania il mercato chiude il 15 di febbraio, quindi diciamo c'è ancora qualche altro giorno per poter definire l'operazione. Dunque questi sono stati i movimenti di mercato del Cosenza in questo appunto mercato di riparazione, un mercato di riparazione che sulla carta ha messo a disposizione del tecnico almeno 4 giocatori che dovremmo considerare di categoria. Uno lo abbiamo già visto all'opera, insomma, Tremolada ha dato un impatto positivo al suo esordio, gli altri li vedremo poi con maggiore continuità da qui alle prossime partite. Su Bakogu si è espresso ieri, se non sbaglio, anche l'ex tecnico del Cosenza Braglia. In una dichiarazione ha detto che Bakogu è arrivato, diciamo, con un anno di ritardo, visto che era stata una delle sue prime indicazioni quando arrivò a Cosenza, per averlo poi a disposizione. Diciamo che possiamo dare un 7- per quanto riguarda, questo ovviamente è un mio giudizio personalissimo, un 7- per quanto riguarda i nomi che sono arrivati in questo mercato di riparazione, però secondo me siamo sempre un po' al di sotto della sufficienza invece per quanto riguarda il discorso della programmazione. Dover ricorrere al mercato di gennaio per inserire la bellezza di 6 giocatori in organico vuol dire che qualcosa probabilmente si è sbagliata in quello che era il mercato estivo, che poi tanto estivo non era, visto che poi si è chiuso ad ottobre. Questo è, io lo dico ormai da qualche tempo, questo forse è l'unico grande handicap della gestione del presidente Guarash, quella di partire con una rosa non completa ad inizio stagione, giocatori che forse non sono in grado di poter reggere tutto di un campionato importante e impegnativo come quello di Serie B, per poi dover ricorrere ad un mercato di riparazione e avere a che fare con tantissime scommesse, visto che Tremolada, comunque lo sappiamo bene, giocatore di grande qualità ma che viene da un periodo di inattività. Stesso discorso vale per Trotta, stesso discorso vale per Crecco, che ha giocato poco a Pescara, e stesso discorso vale per Bakogu. Quindi si tratta ancora una volta di tante scommesse. La speranza, così come è stata negli anni passati, che queste scommesse possano essere vinte e che Cosenza ancora una volta possa salvaguardare
il patrimonio della Serie B. Noi ce l'auguriamo, speriamo bene. Poi do la possibilità a tutti voi, se siete contenti del mercato del Cosenza, potete chiamare 0984 25 525. Hai sentito, Antonio, tu che ne pensi sulla disamina che ha fatto Francesco? No, io penso che abbiamo fatto un ottimo mercato di riparazione e i giocatori che sono venuti, io non credo che siano delle scommesse, nel senso che sono giocatori, sono giocatori che in Serie B hanno un bel cursus honorum, in questi anni lo hanno dimostrato, devono rilanciarsi, questo sì, questo è vero, devono rilanciarsi. Più che altro invece condivido con lui il fatto che purtroppo dispiace sempre dover dire che corriamo ai ripari a gennaio, quando il campionato però inizia ad agosto, e quindi abbiamo perso tutto il girone d'andata rispetto a prospettive che potevano essere diverse di quelle, come ogni anno, di salvarci all'ultima giornata. Poi bravo, perché ormai vedi la tifoseria, tutti quanti sono un po' delusi, nel senso che dice vabbè, ma voi che volete, avete la Serie B, ho capito, però ogni tanto un po' sognare, capito? No, ma anche perché la squadra gioca benissimo, il mister li mette bene in campo, quindi se avessimo avuto questi giocatori dall'inizio dell'anno è possibile che quest'anno potevamo ambire qualcosa di più, e quindi è un peccato. Allora vi dicono che abbiamo una telefonata, che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera, ciao Fabio, un saluto a te e ai tuoi ospiti, sono Massimiliano Esposito, un saluto a Antonio Palermo che è un caro amico. Ciao Massimiliano. Sì. Adesso ho scritto anche su Facebook, perché si dice che l'ultimo mercato di Trinchera, perché poi andrà via, sono 4 anni, solo i giocatori che ha portato in Serie B, li elenco velocemente: Falcone, Casasola, Idda, Del Maco, Legittimo, Palmiero, Sciaudone, Embalo, Tutino, Riviero, la panchina ci potrebbe Asensi, Verritano, Petru. Cioè, questo qui, Perina, con un po' di programmazione, questi giocatori l'abbiamo avuto solo 6 mesi, un anno, con un po' di programmazione davvero si poteva sfiorare la Serie A. Ma io non sono utopistico, so che sono momenti particolari, ma dico, ma perché non riusciamo a programmare? Io anche lo dico da economista, io capisco che in questo momento è un momento difficile, allora chiediti i giocatori, come è successo per Vai, che è stato, se non ricordo male, la prima vendita attiva, diciamo, no? Perché sono arrivati 700.000 euro. Perché non reinvestirla in una punta per dare anche un po' di entusiasmo? Io purtroppo queste cose non le capisco. Massimi, che ti devo dire? Non li capiamo un po', anzi io ti dirò di più, guarda, questo discorso del calcio cosentino, a prescindere da tutte queste trasmissioni che ci sono sulla rete, perché ognuno ha PC della camera, ormai ogni angolo c'è una trasmissione, quindi ognuno, e io mi sa tanto che il prossimo anno, chiamo poi domani il direttore Attilio Sabato, glielo dirò, chiuderò al lupo se, e lo dico anche davanti a voi, no, sono 28 anni, guardate, mi sono un po', come si dice, che scocciare, cioè non è possibile ogni anno sempre queste cose, piglia, fa, dice. Allora, se Guarash il prossimo anno si presenterà in assi di partenza con 8, 9, 10 giocatori, a lupo non andrà più in onda, farà uno sciopero per un anno, un anno e stai tranquilla da casa, stop, perché non è possibile, io non posso camminare, guardate, credetemi, dice uno, mi inviti i sindaci, ma per carità, non vuole parlare più nessuno di calcio, c'è la gente disamorata, c'è una cosa in giro per la città. Ma poco fa a un supermercato un signore settantenne, anche di più, signore, non è possibile, devo pigliare dei giocatori forti, ogni anno dobbiamo soffrire. Io non è che potete parlare con me, chiamate a Guaraci e glielo dite, fate dei confronti. Io purtroppo non, ecco, tutte ma è una voce para, ha capito? Cioè io non ce la faccio più a sentire, credimi, adesso mia moglie ti può testimoniare ogni giorno, ma non ce n'è uno che mi ferma per mi dire la stessa cosa, o mi fermate più perché io l'anno prossimo a lupo non lo faccio più. Quindi vuoi dire qualche altra cosa? Prego, mi dedico a un altro sport, faccio calcio a 5. In questi anni i giocatori li abbiamo avuti. Capito, Massimi, ogni anno ho capito, ma il problema. Ma non è che tu l'hai avuti, il problema è quello che sappiamo tutti, ce l'hai, sì. No, sono state di passaggio. Noi dobbiamo fare una programmazione per farli mantenere e fare programmazione, perché altrimenti vedremo gli stati sempre
sempre vuoti, adesso per il Covid e poi anche per mancanza di passione. Ricordiamoci che il calcio è una passione e la passione si alimenta non cambiando il giocatore. Sentite, con una porta di rilievo ogni 5 minuti. ma guarda Massimo, quello che ho detto io, poi voglio invitare anche Gregorio a quello che ho detto io è una cosa importante, perché sto lanciando un messaggio veramente. Dice sì, ma pigliatelo tu Cosenza, ne avete soldi, perché poi ti diranno la maggior parte, ma Guarascio non mi tiene buono. Per carità di Dio, nessuno discute quello che investe Guarascio. Io quello che sto dicendo è che con una sedia non ci vuole pure su Trinchera ci si ha portato, ho capito, ma siamo sempre là, cioè tu porti, ne ha portato pure altri che non sono giocatori all'altezza del cos'è, allora tu quest'anno ti puoi presentare, per carità, che poi Liozzi farà 82 gol quest'anno, o Petro ne farà 62, o Borrelli ne farà 87, oppure Juve Stabia, non lo so, però ti voglio dire, siamo al mercato e siamo andati adesso a recuperare, perché abbiamo 20 punti, non abbiamo 28, 30, capito Massimo? Abbiamo 20 punti, ti scappano i piedi 2 o 3 partite, ti trovi lì sotto e quindi vedi, ogni anno è sempre la stessa. Allora voglio dire, le squadre si fanno a giugno, allora tu a giugno devi partire con un programma con 15, 16, 18 giocatori in rosa, tu devi darli a disposizione dell'allenatore e gli allenatori, i direttori sportivi si devono assumere anche le responsabilità, perché poi è bello, dice ma io mi ha dato poco e non lo so, ti ha dato poco, perché i giocatori mica vengono gratis a giocare a Cosenza, quindi Guarascio qualcosa la toglie. Allora parlate chiaro alla città. Poi sentiremo anche, è arrivato Pesce che dal club direttamente, il presidente del centro coordinamento club, poi più tardi lo facciamo intervenire. Massimo, ciao, grazie per la telefonata. L'anno prossimo ti vedi la rete, che ci sono miliardi di trasmissioni su internet, su Facebook, c'è l'ira di Dio. Ciao, grazie. Anzi, addirittura pare che ci siano pure gente che vengono sponsorizzate da Cove, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Francesco, che puoi aggiungere, poi facciamo parlare i sindaci. Beh, io mi butterò la politica. Il discorso, come faceva pure l'ascoltatore prima, è un discorso corretto, nel senso che i giocatori vengono, anche quest'ultima importata di giocatori, se non vado errato solo Gerbo ha fatto un contratto fino al 2022, tutti gli altri hanno contratti fino a giugno del 2021, quindi anche in questo caso qua si tratta di un passaggio. Sì, probabilmente si tratta di giocatori di passaggio che sfrutteranno questi 6 mesi magari per rilanciarsi e per poi andare a firmare contratti importanti altrove. Il problema di fondo è sempre lo stesso, io penso che non sia nemmeno tantissima la responsabilità di Trinchera. L'unica cosa che io posso dire di responsabilità di Trinchera è quella che se non ti va bene il budget che ti viene messo a disposizione, deve avere la dignità di metterci, no? Dici, con questi soldi non si può fare un certo tipo di mercato, però se allo stesso tempo uno accetta determinate condizioni, poi deve operare per il ma tempo. guarda Francesco, io quello che voglio dire, Cosenza merita pure un ma guarda, siamo andati in Serie B, Francesco, ma nessuno lo dice, siamo andati tramite i playoff, siamo arrivati ottavi, noni o 10, non mi ricordo come siamo giocati questi playoff, no? Siamo andati in Serie B, dico è possibile che questa città non può sperare di avere una squadra che lotta per i playoff un anno, mica un anno, magari con pochi di fortuna, chi modo, capito, va in Serie A. E dico Spezia l'anno scorso è partito qua, ma quest'anno, cioè, voglio dire, questo è quello che mi dà fastidio. Poi Cosenza è una città è la provincia più grande d'Italia, cioè parliamoci chiaro, abbiamo veramente non so quanti, su 199, con quanti comuni? Aspetta che chieda ai sindaci, per favore, ma pure tu, sindaci, quanti? Non sanno manco loro, 150, insomma, e che diamine, e tu non hanno pochi di speranza, no? Chi di speranza vive? Dillo Antonio, disperato no, però scherzo a parte, dai, per carità, è ovvio che il momento è difficile, quello che vuoi, però io penso che la programmazione va fatta e le squadre vanno allestite a giugno e partire il ritiro con i giocatori che hai già in rosa. Comunque, bisogna sperare, come è successo con lo Spezia, che adesso l'ennesimo imprenditore americano nei prossimi giorni diventerà il nuovo proprietario dello Spezia. È successo lì, è successo a Parma,
è successa alla Roma, potrebbe magari succedere pure. Allora facciamo un appello, se avete qualche parente all'estero che voleva vedere questi emigrati, io ho avuto Orso Mastro l'altro volta che ha parlato Terra di Calabria, non so, vuole lanciare una proposta per far portare questi imprenditori che sono all'estero in Italia. Se c'è qualcuno all'estero si può pigliare questa squadra, lo porta in Serie almeno pure un anno, no? Quando noi vediamo Milan, l'Inter, la Juventus non insomma vediamo un po' che il calcio di Serie A. Questo è quello che aspettiamo un po' tutti. Comunque grazie Francesco. Magari puoi fare una cosa. Dimmi. Fabio, puoi fare una cosa nelle prossime settimane, invita tutti i 150 sindaci della provincia di Cosenza, chissà qualcuno di loro c'è uno zio d'America e lo portano qua. Va bene. Grazie al nostro Francesco Pirillo, grazie Francesco, un abbraccio, ciao. Serata. Allora Gregorio, se tu avevi paura dici io di calcio non tanto, però qua non è che parliamo di tutto, economia, è l'aspetto sociale del calcio, quello che rappresenta il Cosenza, e giustamente come dicevi tu Cosenza è una città importante, la squadra è una squadra antica che ha una tradizione importantissima che sentiamo tutti noi, chi più e chi meno la sente propria, quindi è giusto pretendere e ambire ad una squadra che abbia sempre più alti successi, e la Calabria ha avuto le altre squadre che sono andate in Serie A, il Cosenza non riesce a fare questo passaggio. Guardate ragazzi, c'è un caro saluto per voi, agli amici sindaci da parte della mia amministrazione, comunale Casali del Manco, quindi PS, non fatevi distrarre troppo con questa storia del calcio, devono concentrarsi sulle problematiche che riguardano le comunità che amministra. Quindi Francesca Pisani, assessore al bilancio un caro saluto a Francesca, ottimo assessore di Casali del Manco, un tocchista, e c'è la Serie B, accontentiamo, bravo, finalmente un conduttore che si schiera. Un caro saluto, perché questo l'abbiamo letto, sono tanti mesi, anche se diciamo che rispetto all'anno scorso ci può stare. Senza cash misse un sindacato, cash significa qui state in dialetto. Ma il problema del tessuto economico nostro è sempre quello che ci ha un po' penalizzato. Io che sono uno che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, devo dire, e questi acquisti quantomeno ci pongono a riparo. Però vedi, questi sono i tifosi, come ogni anno non abbiamo una programmazione, quindi che dobbiamo dire? Vabbè, forse abbiamo un'altra telefonata e poi abbiamo la pubblicità, se non mi sbaglio. C'è un'altra telefonata, pronto, veloce, rapido, chi sei? Sì, prego. Ah sì, ecco, vabbè, ditemelo dalla regia. Solamente Tommasi o gridi oppure ti fa, sei tu che puoi gridare nel campo. È l'allenatore del Rende Tommaso Napoli. Ciao Tommaso, benvenuto dal Lupo al Lupo, come stai? Sono tifoso uguale, perché dopo che smetti di giocare rimani sempre un tifoso. Vabbè, certo, sempre un grande tifoso del Cosenza. Senti, complimenti per questo Rende, è la terza, insomma, adesso mercoledì ritornate a giocare se non mi sbaglio, giusto? Sant'Agata. Non sei preparato. Io con questi santi stasera non ci piglio proprio, a chi lei chiamata Antonio, che credo Francesco, insomma, stasera sono un po' distratto. Non vorrei essere scortese, che sono lì in trasmissione. Vi sto seguendo e vi ho sentiti. Sento che di solito si dice programmazione o non programmazione. Allora io penso che ci sia una programmazione, perché siamo a certi livelli e non è che sempre si riescono ad ottenere gli acquisti che noi vorremmo o che ognuno di noi vuole per questa squadra. Il mercato è un po' particolare e difficile, non è sempre che se uno ha i soldi. Scusa Tomma, ti posso interrompere un attimo perché mi chiedono la linea dalla regia, noi siamo in diretta, vedi, non è che prepariamo niente, quindi fermati un attimo perché devo cedere la linea al mio amico Giuseppe alla regia centrale, parliamo una volta se no non si capisce niente, e allora linea Giuseppe, ritorniamo subito dopo, sempre in diretta qui con noi, con Tommaso Napoli, allenatore del Rende, e poi subito dopo abbiamo l'addetto stampa del Cosenza Calcio Gianluca Pasqua. A fra poco, prego, linea alla regia. Ed eccoci qua, ritornati in diretta. Stavo cercando di chiudere il climatizzatore ma non si chiude, dobbiamo stare a risparmio, ma qui ragazzi avete freddo? Anto?
Gregorio, state benissimo, bene? anzi, chiudere, spegni. Spegniamo. Abbiamo vinto fuori casa, quindi stiamo ancora meglio. Tempo da lupi, però non si spegne, vabbè. Allora, eravamo con Tommaso Napoli, ti saluta. Allora, c'è Gianluca Pasqua che ti saluta, Tommaso Napoli. Eccolo qua. Vai. Saluto tantissimo. Saluto calorosamente, mi dispiace che non ci stiamo vedendo, ma è un grande amico per me. Parla più forte, Tommaso, sei un ride, parla quando sei in campo, gridi, devi gridare di più, parla più forte sul telefono, vai. Ma non penso di essere io il problema, comunque. Dicevo, la programmazione c'è, esiste, non è che non esiste una programmazione. E dico sempre che tante volte non è che spendendo tanti soldi uno è sicuro di fare grandi squadre. E la prova e la dimostrazione è stato lo scorso anno il Perugia e il Pescara, che si sono ritrovati a lottare per una permanenza in Serie B. E vi posso garantire che hanno speso fiori di milioni di euro, perché puntavano a vincere il campionato entrambe. E allora io penso che in questo momento, ed è credo la mentalità anche dell'allenatore, della squadra e della società, di andare a inserire dei pezzi che vanno ad alzare il tasso di qualità di questa squadra, che tutto sommato fra alti e bassi sta tenendo un rendimento costante, sì. Perché è vero che si è persa qualche partita in casa, ma sono stati anche bravi ad andare a recuperare i punti fuori casa. Vedi l'ultima partita con l'Entella Chiavari. E ora, mettendo ancora un po' più di qualità con gli ultimi acquisti, io credo che possono, non dico ambire a posizioni, noi ce lo auguriamo naturalmente, però possono avere una salvezza tranquilla, prima la ottengono meglio è, e nello stesso tempo possono divertirsi per centrare qualche altro obiettivo importante. Io ne sono convinto di questo. Poi ci ricorderemo di tutto questo fra 4-5 mesi. Lo so, me lo voglio augurare che sia così, del resto... Ma io sono ottimista, già sono ottimista per natura. Lo sono ancora di più dopo tutti questi acquisti che già domenica, quando hanno giocato la settimana scorsa, è stato sabato, per dire il primo acquisto, che è Tremolada, ha pure realizzato il gol vittoria. Cioè significa che si è inserito in pochissimo tempo già in quello che è diciamo, gli schemi e la mentalità del Cosenza Calcio. Ho capito, Tommaso, però se non hai giocatori di categoria non vai da nessuna parte, cioè tu sei lì sotto, rimani poi sempre lì, ti devi aggrappare sugli specchi per salvarti. Questo è il nocciolo, perché portare dei giocatori di seconda fascia, no, come ho detto più volte, è ovvio che poi ti trovi nei bassifondi della classifica. Certo, è ovvio che non è che è detto che c'è la bacchetta magica che vince il campionato acquistando giocatori di categoria, non è detto, però è ovvio che se hai, e si è visto già il tasso tecnico di Tremolada, no? Tremolata sì, con la T, Tremolata, giusto, con la T o con la D, Tremolata sì. Con la T, vabbè, con la T, con la D. Ma noi, visto, noi cangiamo sempre l'ingegnere con la G, quindi voglio dire, abbiamo questo. Però Tremolata, Gianlu, Tremolata o Tremolata? Tremolada. Lo vedi che avevi detto giusto io. Tomma, ma pure tu, e chi mi fa pure sbagliare, Tremolada, ecco, Tremolada, come del resto anche il tasso tecnico di Sciaudone, di Petrucci, e questi giocatori di prima fascia. Hai capito? E di che stiamo parlando? Allora, tu a questi giocatori di prima fascia ci vai a mettere 2 o 3 giocatori importanti lì davanti e un altro paro lì dietro, con il portiere che hai ti vai a giocare. Ma chi su le fa a gennaio, quello che ti voglio dire io, caro Tommaso? Ma tu lo sai benissimo, con Rende sei andato, sì, ti ha preso qualche giocatore, ti stai giocando le partite, poi sei bravo tu, saranno bravi i giocatori, ma il Rende era lì sotto. Ti posso garantire che io ultimo in classifica, non è che con queste 3 vittorie sono fuori dai giochi, nel senso, ma quale gioco? Ancora il campionato è lungo, bello mio. Però ti posso garantire che io non ho, tra virgolette, non uso nemmeno prima, seconda fascia o prima scelta o seconda scelta. Io nella scelta dei giocatori, perché ho ricevuto tanti no, perché quando c'ero sì,
in classifica si ricevono anche tanti no. Tommaso, sono i procuratori, Tommaso, tu non è che lo giochi a baseball. Ma io ho preso dei ragazzini che non a basket, i procuratori non te li danno i giocatori perché purtroppo vogliono garanzie, capito? E tu lo sai meglio di me. Qua ci sono questi procuratori che la fanno da procuratori, il calcio lo gestiscono loro e tu lo sai meglio di me. Ma infatti la rovina del calcio è proprio in questo contesto qui, che comandano loro e decidono loro cosa mandarti e cosa non mandarti. Allora, non è che certe volte il direttore che vuole andare a prendere dei giocatori è sempre che gli va bene che prende, usiamo questo termine, prima scelta, ma vi posso garantire che non è così. Io invece nella scelta dei giocatori, anzi uso un altro termine, preferisco andare a prendere prima l'uomo che il giocatore, perché l'uomo dà più del giocatore, ve lo posso garantire. Io davanti sto giocando con un ragazzo del 2000, con un ragazzo del 99, con un ragazzo del 2003 che si chiama Manolo Mocero, che è il nipote di Manolo che ho avuto io con me a Cosenza, con un altro ragazzino del 2002, con un ragazzino del 2003, per carità non è la Serie B, stiamo parlando di Serie D ed è altri tipi di campionati, ma sono sempre tanti ragazzini. Sì, certo, per carità allora, di Dio. Io penso che bisogna lavorare, far crescere questi ragazzi, perché sono ragazzi anche che questi giocatori che sono in Serie B, però io vi posso garantire che tutto sommato non penso che siano seconda o terza scelta. Poi il campo deciderà. È ovvio, è sempre il campo quello che poi il verdetto arriva da. Tommas, io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo per mercoledì, speriamo bene per questa striscia ancora continua e vittoriosa del Rende. Un abbraccio grande e poi magari ci sentiamo per lunedì prossimo, va bene? Un grande saluto a Gianluca e ai tuoi ospiti che sono lì in studio con te. Grazie, ti salutano tutti. Allora Gianluca, facci un quadro completo della cosa. Tu lo sai, i sindaci sono rimasti qua un po' diciamo male perché l'anno prossimo poi chiudo la trasmissione. Speriamo che, allora, se tu ti puoi fare portavoce con Guarasci, dici guarda Fabio non farà più al lupo se non parte con 22 giocatori in rosa, capito? Io ho lanciato questa sfida, l'ho comunicata anche al direttore responsabile della testata oggi, quindi naturalmente se il Cosenza a giugno, speriamo che ne salviamo, grazie a Dio, poi parte con 8-9 giocatori di nuovo, innanzitutto vabbè, anche Occhiuzzi secondo me si dovrebbe dimettere, io mi dimetto da lupo a lupo, 28 anni mi fermo e lascio diciamo campo libero a tutti questi nuovi, ci sono un sacco di ragazzi nuovi che vogliono fare sport, che dia, è una cosa, è una mia provocazione che voglio lanciare nell'etere, ma è così. È diventata un po' una leggenda metropolitana perché non erano 8 ma molti di più, comunque vabbè sto scherzando, voglio dire 8 per di 10 12 non potevano fare la partitella, insomma, ecco. Chiusa poi la stagione, noi l'abbiamo chiusa, potevamo chiuderla peggio, nel senso poteva arrivare addirittura con i play-out che abbiamo evitato fortunatamente a fine luglio, però è stata una stagione particolare, è un'annata particolare, è una situazione molto particolare. Comunque tornando al mercato. Davanti al sito www.cosenza.it, un po' sì, c'è delusione perché abbiamo fatto molto nelle prime fasi del mercato questa volta, giocando di anticipo con l'arrivo di Luca Tremolada, che è stato il primo innesto del Cosenza e già ha dato i suoi frutti. L'impatto di Tremolada assomiglia tanto a quello di Daniele Sciaudone 2 anni fa, con gol e non solo, anche personalità, verve, poi ha dato la carica, la sveglia alla squadra ed è quello che serviva a una squadra che, come ha detto Roberto Chiuzzi, era arrivata un po' stanca dopo il tour de force di partite giocate a distanza ravvicinata. Poi è arrivato Marcello Trotta lo stiamo aspettando, la sua condizione cresce di giorno in giorno, fra pochi giorni sarà, non dico al top, ma in condizione di dare una mano al Cosenza, ha già esordito nella gara vittoriosa di sabato, ma è chiaro che la sua condizione, venendo da un piccolissimo infortunio, ma comunque era lontano dal campo dal mese di dicembre, accusa sicuramente la fatica di questi giorni. Alberto Gerbo, buttato nella mischia, lui aveva giocato 58 minuti ad Ascoli prima di arrivare qui, quindi era in piena forma e si è visto un giocatore molto utile che permette anche di fare schermo, insomma anche poliedrico, perché può giocare sia sulla fascia che al centro
e permette anche a Sciaudone magari di inserirsi un po' di più e di tornare a vedere l'area di rigore che non vedeva da tempo, e gli effetti si sono visti anche in questo caso perché è stato lui a conquistare il calcio di rigore. Poi Luca Crecco, che conosciamo perché lo abbiamo avuto da avversario a Pescara, fra l'altro protagonista del gol fantasma con Cero Folini in porta nella gara Cosenza-Pescara finita 1-1, e poi il pezzo forte di questo mercato per quanto riguarda l'attacco insieme a Trotta, Jerry Mbakogu. Lui è un giocatore che tutti conoscono, fino a 2 anni fa era un top player, Cosenza lo ha cercato a lungo, le strade finalmente si sono incrociate, il ragazzo ha molta voglia di tornare ad alti livelli e lo fa con il Cosenza. In questo caso c'è una opzione per la prossima stagione perché Cosenza non vuole farselo sfuggire, come aveva provato anche a fare l'anno scorso con Rivière, ma non c'è stato verso. Non vuole certo farsi sfuggire Mbakogu se dovesse andare bene la stagione, e noi ce lo auguriamo tantissimo. L'ultimo arrivato, un difensore, è una promessa, un profilo molto interessante, Georgios Antzulas dall'Asteras Tripolis, è un giocatore che è già stato in Italia nella Fiorentina, nelle giovanili, e anche per lui c'è la maglia rosso-blu pronta. Speriamo bene. Allora, sindaco, vuoi chiedere qualcosa a Gianluca? I sindaci, allora prego, un sindaco per volta, vai, prego. Un saluto a Gianluca. La cosa che io credo che la tifoseria chiede, che poi dopo glielo dice a Guarascio lui, che la tifoseria chiede, Gianluca lo sa benissimo, lo sa anche il presidente Guarascio, lo sa Trinchera. Io credo che Trinchera sia il grande acquisto del Cosenza, ora a prescindere dal fatto che può avere poche risorse ogni anno per investire, ma con quelle pochissime risorse che ha fa delle squadre di categoria, anche se a gennaio. Ecco, la proposta, perché altrimenti ci lamentiamo soltanto e noi sindaci invece dobbiamo risolvere i problemi partendo dalla difficoltà, no? Quindi la proposta è che a giugno questi bravissimi giocatori che finalmente abbiamo in rosa e che abbiamo avuto comunque anche negli anni scorsi, no? Abbiamo avuto fior di giocatori, la società prenda l'impegno reale sin da ora, che siamo a gennaio, all'inizio di febbraio, di trattenerli e di costruire con questa squadra un Cosenza che il prossimo anno possa ambire, non dica ad andare in Serie A, ma la tifoseria vuole che abbia un'ambizione diversa da quella della salvezza. Credo che questo sia il riassunto di quello che la tifoseria del Cosenza oggi vuole, e secondo me con un ottimo allenatore come Occhiuzzi, questi giocatori, un bravissimo direttore sportivo come Trinchera, con l'impegno del presidente a fare questo, si può centrare questo obiettivo, e quindi passiamo dall'essere polemici all'essere costruttivi e a fare il bene del Cosenza. Allora, credo che sia una volontà di tutti, anche della presidenza, no? Arrivare in Serie A per un presidente credo sia il massimo dell'aspirazione per uno che ha fatto calcio. Allora c'è 0-0 Regina Salernitana 0-0, allora diamo questo risultato in diretta 0-0 e sono quasi finito il primo tempo. Della Regina. La volontà del presidente, del direttore, dell'allenatore è questa, collima perfettamente con quella che ha detto il sindaco Antonio Palermo, perché all'inizio stagione non si fa una squadra perché deve andare male, no, si fa una squadra che deve andare bene e si fanno delle valutazioni su alcuni giocatori. Intanto si cerca di trattenere la base e si è fatto per quanto è stato possibile. È sfuggito Casasola, che la Salernitana l'ho avuto perché dirottato dalla Lazio, è sfuggito Rivière perché non c'è stato verso di portarlo Serie B neanche in questo mercato, a quanto pare, nonostante le richieste di alcune società, e non c'è stato verso di fermare Asensio, che il Genoa ha dirottato a Pescara con un accordo diverso rispetto a quello che aveva con noi. Detto questo, la formazione è rimasta quella, salvo Capela, che è stato sostituito da Ingrosso egregiamente, quella che ha finito il campionato con la cavalcata vincente. Chiaramente, se alcune cose non sono andate per il verso giusto, come diceva Roberto Chiuzzi, capita che alcuni giocatori non riescano a rendere per quanto si pensa possano rendere quando si acquistano, e che non si amalgamano bene, che non c'è l'inserimento proprio nel calcio italiano, nel caso dei calciatori stranieri. Quindi può capitare che
che non si ottenga lo stesso risultato e allora si deve riparare a gennaio. Gianluca, non è una volta per la società di riparare a gennaio, se noi saremo mi dicono che abbiamo una telefonata, però prima della telefonata ci ha raggiunto Massimiliano Pesce, che è il presidente del Centro Coordinamento Club, nonché, non so, ti volevo chiedere qualcosa, dice, ecco, mi dai la possibilità di entrare, perché lui è di San Vincent, di Gesù. Bravo, così, bravo. Buonasera a tutti. Vai, che ti vedo. Ciao Gianluca. Complimenti per la maglietta da Juventus, non ci vieni più questi maglietta, Sono pure per l'anima juventino. di morte, guarda Massimo, non venire più, se ti avevi visto prima non ti fece mole, guardate. Sono pure juventino, grazie. Prego, che vuoi dire? No, Gianluca, sui giocatori che abbiamo preso io sono fiducioso, perché se devono dare quello che hanno dato negli anni passati, credo che faremo di nuovo una bella Tu cavalcata. però che dovevi dire che hai chiesto una cosa e non so. Vabbè, sì, dell'incontro che abbiamo chiesto del centro coordinamento con la società, noi aspettiamo sempre la risposta, anche se la dovremmo fare verso marzo-aprile, va bene, perché vorremmo che si programma il futuro di questa società e di questa squadra. Non vorremmo che il prossimo anno, ai nastri di partenza, saremo di nuovo come ogni anno. Adesso sono 2 o 3 anni che partiamo sempre con giocatori ridotti e giocatori che delle volte non vogliono nemmeno venire qui a Cosenza. Vogliamo che ci sia una programmazione seria. Un abbraccio, grazie Massimiliano. Grazie Prego a voi. Gianluca, cosa vuoi dire? Vai, che vogliamo dire? Questa è una richiesta che viene da più parti, la programmazione il Cosenza ci tiene, il Presidente Guarascio è come se vuole farla. Io pensavo che Pesce, che il Presidente, stimolasse un incontro per parlare di altre cose, sperando che si possa tornare allo stadio in presenza nei mesi prossimi, quindi pensavo che fosse questo l'oggetto dell'incontro, però giro la domanda al Presidente, ma la programmazione non ci piove. Giallo, ma non è che devi fare qualche fiction tu, no? Questo che assomiglia a cosa? Kevin Costner, come si chiama? No, Richard Gere. Cioè, ho capito, Richard Gere, non è possibile. È vero, Antonio, come lo vedi? Secondo me, guarda, siccome so che ci incalzano per il posto di addetto stampa, che è molto ambito questo posto tuo lì, addetto stampa al Cosenza Calcio, quindi, e si stanno muovendo, trovati una sistemazione, datti al cinema, perché veramente al prossimo anno a livello di Hobbit puoi dare alla fiction. Con Antonio Palermo a Rizzuto, nella mia Rizzuto, a Monte Cocuzzo. Io sono legato ad Antonio anche perché è il sindaco del paese di Mendicino, della città di Mendicino, dove c'è la piccola frazione di Rizzuto che è il natale di mio padre, quindi per me e noi siamo legati a te. Vabbè, Gianluca, allora, noi siamo legati a te. Hai visto che bella cosa, che carrambate che facciamo. Grazie Gianluca, un abbraccio, ricordati quello che ti ho detto, che è importante. Ciao. Ciao, che parlo con Pino Citrigno, che devono fare un po' di film a Cosenza, sono delle fiction e te puoi preparare. Ciao Gianluca. Farò volentieri il provino. Ciao Gianluca, grazie, buon lavoro Gianluca Pasqua. Allora, Gregorio, hai visto che come passa il tempo? Tu avevi pensiero che non parlare, che non facevo manco parlare. E fra poco abbiamo un cittadino che ha avuto la cittadinanza onoraria, di Mendicino, che è Alberto Urban, pensano un po'. Insomma, tutti di Mendicino, per fortuna io ho compensato con Massimiliano, che è il presidente di tutti i club, che ha fatto bene un intervento, e anzi la prossima festa che organizziamo a Gesuiti ci devi venire a trovare, Fabio, certo, anche tu sindaco devi venire a trovarci, perché c'è un cuore che batte a Gesuiti. Senti Gregorio, che vogliamo dire su quello che hai sentito? No, io quello che ho capito è che c'è un allenatore che è sotto gli occhi di tutti, che è giovane e promettente, che ha anche una grande capacità di fare squadra, una grande capacità di far sentire parte della squadra questi giocatori. Quello che può mancare è questi giocatori che vengono presi all'ultimo, e allora per creare questo spirito di squadra, in effetti il problema che ha sollevato Antonio e anche la soluzione è quella migliore, no? Cercare di creare, di rinsaldare un rapporto più stabile tra i giocatori, sì, la squadra, in modo tale che questa figura dell'allenatore possa esprimersi al meglio, perché secondo me, comunque, io guardo il lato positivo sempre. Oggi ci siamo messi ai ripari, quantomeno non saremo come l'anno scorso all'ultimo, a quanto pare ci auguriamo che possiamo essere ai ripari, e quindi basta poco per poter dare qualcosa in più a questa squadra, quello che chiedono i tifosi. Chiaramente il Presidente deve ascoltare i tifosi, perché la tifoseria è affezionata, solleva dei problemi e vanno ascoltati, non c'è dubbio. Ha fatto bene Massimiliano a chiedere l'incontro, secondo me è giusto che ci siano questi incontri a nome di tutta la comunità sportiva. Guarda, c'è il tuo Presidente, che è Alessandra De Rose, che salutiamo, che vi saluta, ciao, saluta e baci dal Presidente del Consiglio
consiglio, quindi anche lei vi sta seguendo. Prima o poi organizzeremo una partita con i sindaci del comune, quindi di beneficenza. Vabbè, adesso poi vediamo, pensiamo a salvarci prima. Allora, il cittadino onorario, come dicevo, abbiamo Urban in bassa frequenza, però c'è un amico che vuole intervenire in diretta, abbiamo le linee aperte, lo fossero lasciato in linea non so da quanto. Chi è in linea? Pronto? Pronto, ciao Fabio, buonasera, sono Luigi da Cetraro. Ah, Luigi, Costa Tirrenica Cosentina, vai Luigi, cosa vuoi dire? Tutto per te, poi andiamo con Albertino Urban. Grazie. Prego. Allora, innanzitutto vorrei salutare i tuoi ospiti e complimentarmi per l'analisi che ha fatto il sindaco di Mendicino, con cui mi ritrovo pienamente. Poi, l'argomento principale che voglio trattare, caro Fabio, è la notizia sconcertante che hai dato. Cioè, nel senso che tu, non so perché tu a volte scherzi, ma ti ho visto serio. Cioè, se al lupo l'anno prossimo non c'è, io farò lo sciopero pure tu, del tifo. Allora, guarda. No, del tifo. Non mi vedrò il Cosenza fin quando tu, perché non è possibile che chi ha creato un nuovo modo di fare televisione e radio, da cui tutti sono tuoi figli o nipoti, cioè, non posso solo pensare lontanamente a un'assenza dagli schermi dei tuoi, anzi mi manca molto il tuo programma alla radio che era bellissimo, ora si sta rifacendo, ma è chiaro è nato con te, quindi in primis io spero che sia ovviamente una boutage. Detto questo, Fabio, vorrei entrare in argomenti che ritengo fondamentali. Cioè, Fabio, io pongo una domanda a te e ai tuoi ospiti, no? Cioè, nella società del Cosenza, cioè, non vorrei una risposta, peccato che non c'è più Gianluca. Cioè, oltre al presidente Guarascio, cioè, esiste qualcuno con cui lui si interfaccia per le sue scelte di budget, di programmazione, di qualsiasi cosa? Perché vorrei citare il caso del Crotone, che il Crotone quando noi eravamo in Serie B era in prima categoria, che il Crotone, io non penso che i Fratelli Venere hanno disponibilità illimitate, però è una società che ha sempre fatto della programmazione e della valorizzazione il suo punto di forza e di sostentamento. E ti cito, Fabio, un fatto che è successo proprio oggi, e io ci pensavo, c'è il fatto di Rivière, no? Cioè, se noi prendiamo dei giocatori e non sappiamo stimolarli per contrattualizzarli e poi li valorizziamo e li regaliamo, cioè come si può pensare di aumentare le proprie capacità finanziarie? Perché Rivière oggi non è andata alla spalla perché il Crotone chiedeva 3 milioni di euro. Se magari ne avesse chiesti 2, la spalla lo prendeva. E il Crotone ha preso Rivière a costo zero. Questo per dirti, caro Fabio, Tremolati ora te lo posso strafirmare, che a fine campionato c'era un pezzo del mercato grosso, non solo della Serie B, ma anche della Serie A. Se tu questi giocatori non li acquisti e quindi non li rendi tuoi, cioè è chiaro che noi non avremo mai più plusvalenze. Basta vedere il caso di Baez, che voglio dire era nei pochi, meno male, contrattualizzato, e l'abbiamo bene o male venduto a 700.000 euro. Cioè io, mi piacerebbe sapere se in questa società esiste qualcuno che insegni la programmazione e la finanza sportiva al presidente Guarascio. E credimi, non sono polemico, io lo dico anche per lui, perché guadagnerebbe molto di più e quindi sicuramente avrebbe anche degli utili maggiori. Guarda, perché Luigi, stai dicendo, hai detto delle cose sacrosante. Alberto è d'accordo con te, te lo dico io perché ho visto che è già d'accordo con te. Okay. Alberto, sei d'accordo con quello che ha detto Luigi? Come fa brutte figure, Alberto? Certamente sì, è la verità. Sì, sì, d'accordo. Allora, però, prima di lasciare Luigi, lui, guarda, io ti dico, ho fatto questa provocazione, e l'ho detto perché è vero. Devi sapere, 100 metri,
100 persone mi fermano e 100 persone mi dicono la stessa cosa, uno appresso all'altro, quindi poi significa che sentire sempre questa stessa campana ogni giorno, la programmazione, che se mi sono scocciate, non ci vengo, trovare ospiti, non c'è più l'interesse nel calcio cosentino, quindi qualcosa c'è che si è rotta, va bene? Allora io ho detto questo, sicuramente si farà bene, faranno male o meno, però quello che dicevi prima tu, Luigi, è vero. Oggi tu hai questi giocatori che Gianluca Bakayoko, sai che lo ricordiamo da 5-6 mesi, 5-6 anni o meno, arriva ora. Questo è un giocatore che arriva fermo. Naturalmente è una scommessa, se Bakayoko questo si mette in evidenza e fa 10 gol, praticamente il prossimo anno lo chiama il Trapani, faccio un esempio, e se ne va e fa un contratto con il Trapani, dico il Trapani, qualsiasi altra squadra, e quello è il nocciolo. Allora bisogna creare un gruppo di 7-8 giocatori che sono di prima fascia e parti con questi 7-8 buoni e ti vai a giocare un campionato. Poi se lo vinci, se non lo perdi, ma è ovvio che non stai a soffrire come soffrirai nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Perché è sempre una scommessa, parliamoci chiaro, poi saranno anche campioni, sicuramente è il campo che ci smentirà, però se sempre un mercato a ottobre, a gennaio ti sei andato a prendere qualcosa, poi ripeto, noi siamo qui, aspettiamo e vediamo. Lui ti ringrazio, comunque non ti preoccupare che poi ci penso bene e vediamo se nel caso, perché qualcuno ha detto, dice lascia perdere, su come sono i giovani, queste trasmissioni, basta, ma io mi dedico, faccio una trasmissione diversa, vedi, o i sindaci, anzi Alberto, guarda chi c'è, tu non lo conosci, tu conoscevi Mario Giordano, no, Mario Giordano, sì. Mario Giordano non è che lo chiedo di fuori dal coro, no? Vabbè. Allora aspetta, fammi salutare, lui, ciao, un abbraccio a tutti gli amici di Cetraro, naturalmente anche a Occhiuzzi che di Cetraro, a Roberto, quindi un abbraccio anche a lui. Come no, Fabio, solo un'ultima due cose. Sì, che devo dare la pubblicità, vai. No, velocissime. La prima cosa, Fabio, se ti stufi, partiamo con un grande programma sportivo nella Repubblica Dominicana, perché come sai ho vissuto là. Lo so, e mi ricordo che me l'hai detto, c'è anche Franco Scola che ci aspetta lì. E il calcio è diventato professionistico. Seconda cosa, Fabio, sì. mi offro volontario anche con pizza e birra ad affiancare il professor Guarascio, perché il clinico Guarascio, perché visto che ho fatto un master in gestione sportiva, soprattutto nel calcio, mi offro magari per delle consulenze anche gratuite per fare. Non lo puoi fare, lui Cosenza non vuole a nessuno, non vuole i cosentini, okay. Sono di fuori, quindi abbiamo questa mentalità che vengono da fuori, però questo su bravi, purtroppo non ma questo su tutto, non sul calcio, su tutto, vabbè. Sì, e allora va bene. Guarda, prendi in considerazione la Repubblica Dominicana, Santo Domingo, saluto Franco Scola che mi sta è vero, me l'hai detto più volte, che lui è lì a Santo Domingo e anche lavora in una televisione, mi ha detto si vieni qua, noi scialamo, come diceva Dottor Chiappetta, e mi sa che visto che adesso fra poco andrò in pensione, ce ne andiamo lì a Santo Domingo, lasciamo tutti ai poveri e ti saluto del fatto. Un abbraccio al mio amico Massimiliano Rocchetti che mi segue, anche ciao Massimiliano, grazie Cetraro, un abbraccio a lui. Alberto, ciao Fabio, buona allora Alberti, ci dobbiamo fermare perché sei arrivato proprio alle vecchie la pubblicità, Giuseppe mi cade la linea, quindi devo dare la linea a Giuseppe. Alberti, ritorniamo subito dopo, ti faccio salutare il sindaco perché c'è una sorpresa anche per te, oltre alle cittadinanze c'è un bonus che hai preso. A fra poco, prego. Eccoci qua, siamo ritornati alle 22, 5 minuti e 4 minuti in questo preciso istante, vediamo che sta facendo la regina. Vediamo, Regina Salernitana 0-0, Alberto, eravamo con Alberto Urban in diretta, abbiamo detto che ha avuto la cittadinanza onoraria conferita all'epoca, quasi 30 anni fa, del comune di Mendicino, quando c'era sindaco Mario Giordano, che adesso è fuori dal coro, praticamente sto scherzando, e adesso guarda che significa avere una cittadinanza onoraria, tu pensa, anche tu Gregorio, lui dopo 30 anni, adesso c'è sta legge nuova che è entrata in questo recovery fund, praticamente tutti quelli che hanno le residenze, le cittadinanze onorarie, Alberto di Forte riceveranno 500 euro al mese, tipo un reddito di cittadinanza, cioè non è possibile, devi ringraziare Mario Giordano a vita, adesso ti arriva sto sussidio Alberto, è tipo un reddito di cittadinanza praticamente. Infatti mandiamo un forte abbraccio sia a Mario sia a Rossella che adesso è assessore, veramente con grandissimo affetto. Allora, hai visto, glielo dice a Rossella, diglielo che poi. Assolutamente, te la saluto, ti saluto Rossella, ti saluto Mario
e mi fa piacere vederti. Mendicino ti abbraccia. Mendicino ti abbraccia. Allora Alberti, che vogliamo dire? Prego, puoi parlare a piacere su questo Cosenza. Il mercato si è chiuso, abbiamo Trotta, Tremolada e tutti gli altri, Bacoco, cioè, l'altro non so come si chiama, che è greco, un nome strano, non riesce a dire, però insomma, questo, prego. Come? Così. No, lascia perdere, Alberto, non ti sbilanciare, lasciamo perdere, perché che vogliamo dire di questo Cosenza? E io devo fare un plauso a Sciaudone e Petrucci, devo dire, sono due giocatori, già dallo scorso anno Sciaudone, diciamo, ha fatto un fine campionato eccezionale insieme anche a Baez, insieme anche a Carretti, insieme anche a Casasola, insomma, si è presa questa squadra in mano e l'hanno trascinata alla salvezza, insieme a Bittante, anzi auguri a Luca Bittante che l'operazione è andata bene, un abbraccio Luca anche a lui e a tutti gli altri insomma che lo scorso anno hanno portato questa salvezza al Cosenza. Prego Alberto. No, niente, intanto dobbiamo dire che abbiamo fatto una bella partita e siamo ritornati con 3 punti veramente meritati. Noi abbiamo sempre detto più volte che questa è una squadra da trasferta e l'ha dimostrato anche questa volta. Ma questo non significa che è una squadra che si difende e parte in contropiede, è una squadra che si difende molto alta e naturalmente giocando fuori casa trova degli spazi maggiori e li sfrutta sempre molto bene. Difatti questa è la terza vittoria fuori casa. Il problema viene domenica, quando giochiamo in casa, che ci manca questa vittoria da 10 partite, però domenica sappiamo che arriva comunque una squadra molto molto brava che è la SPAL, non è certo la SPAL che abbiamo trovato la seconda del girone di andata, è una squadra con della qualità e dei giocatori che sono secondo me anche tanti di loro di categorie superiori, dunque domenica sarà una partita molto molto difficile. Speriamo di fare questa partita importante, adesso l'organico secondo me è un organico veramente ottimo, abbiamo anche tanta qualità in questa squadra e io dico che grazie a questa organizzazione di squadra possiamo mettere ancora di più in risalto le capacità del singolo, perché adesso abbiamo Tremolada che abbiamo visto in queste 3 partite essere un giocatore veramente che fa la differenza, poi a parte Tremolada abbiamo Gerbo che ha fatto un bel esordio di campionato, sì. E adesso dobbiamo vedere Trotta, dobbiamo vedere Greco. Comunque io dico che secondo me, il mio punto di vista, noi dobbiamo guardare la squadra che sta davanti a noi, andare a cercare di prendere quella che è davanti a noi e poi quando questo non sarà più possibile, perché ci sono tante squadre che hanno costruito per altri obiettivi, non certo come il nostro obiettivo che è quello della salvezza, ci dobbiamo guardare dietro, però credo che io non parlerei più di salvezza, sarebbe riduttivo, dobbiamo fare un bel campionato e dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi come stiamo dimostrando, perché comunque stiamo dimostrando di fare un buon calcio e di avere un ottimo allenatore. Bravissimo Alberto, allora c'è una telefonata, nel frattempo poi facciamo una telefonata che poi salutiamo anche Alberto, perché chi abbiamo in linea, pronto? Ciao, sono Antonello da Castrolibero, chiamo. Prego Antonello. Ciao, senti, io stasera voglio parlare anche a nome di mio suocero, che stiamo cercando di prendere la linea ma non riusciamo a farlo. Vediamo questa trasmissione, guardiamo questa trasmissione da tanto tempo e quindi però stasera voglio fare un po' di polemica. È il momento meno opportuno per parlare e criticare in maniera negativa il Cosenza. Noi abbiamo 2 fuoriclasse che sono Ciuzzi e Trinchera. Abbiamo fatto un mercato invernale eccezionale. Cosa dovrebbero dire, a proposito si è fumato un rigore adesso la Salernitana, cosa dovrebbero dire la Regina, la Cremonese, il Pescara, l'Ascoli, cosa dovrebbero dire queste squadre? Noi siamo a 20 punti, 4 sono scese e noi giocheremo almeno per i playoff, anche perché abbiamo un centrocampo eccezionale. Abbiamo un attacco che va a formarsi in maniera importante e quindi possiamo dire solo grazie, e grazie anche a Guarascio, perché
Sì, c'era anche Silvio una volta, meno male che Silvio c'è, adesso meno male che Guarascio c'è, io per questo mi dà di sì. Adesso la butto in politica io, perché cambio genere e farò politica. Ma lei l'ha ascoltata la trasmissione, per carità di Dio, nessuno sta criticando quello che noi stiamo dicendo, che non è possibile più ogni anno sempre alle solite a gennaio a trovare giocatori a fare tutte queste cose che ti arrampica su gli specchi. Allora, una programmazione seria che si fa a giugno. Allora, può anche darsi che poi a gennaio deve andare a trovare qualche giocatore, qualche alternativa si chiama, ma non puoi puntare al mercato di gennaio per risolvere i campionati, perché non lo sai, adesso Trotta si viene qua che fa, o non sa se Bakoko viene qua che fa, non sappiamo se Tremolata fra 2 partite buone 82 fa sbagliare, e questo è il nocciolo, è inutile che stiamo a parlare. Poi a sto Guarascio nessuno lo sta criticando, stiamo dicendo abbiamo ringraziato, lo stiamo ringraziando a vita, però devi sapere, caro Antonello, che Antonio come ti chiami, che è una voce para, dove vai tutti quanti dicono la stessa cosa, quindi un problema c'è. Allora nessuno vuole criticare, qua stiamo dando suggerimenti, poi la cosa bella di questa trasmissione è che ognuno è libero di dire quello che vuole. Tu stai dicendo così per non dire che non sono critiche, sono critiche costruttive alla fine, perché io non sto dicendo che Guarascio è una persona che non ha investito nel Cosenza, molto probabilmente anche Trinchera avrà fatto i suoi sbagli, e ho detto prima, non puoi portare delle scommesse a Cosenza, perché in realtà sei dovuto andare sul mercato a pigliare 5 giocatori, 6 giocatori, hai capito? Se volevamo fare trasmissioni sportive, no, lasciamoci perdere proprio e ne dedichiamo ad altro, facciamo un graffiatore che è meglio. Hai capito? Io ho telefonato, parlato bene, Presidente, abbiamo detto ma ce lo spieghi, che poi dopo ti mettono in bocca cose che non dici. Comunque. No, sto solo dicendo che dobbiamo... Vabbè, allora, Albertisco, facciamolo concludere, perché poi magari uno dice un'IVA parla. Prego, dica. Sto solo dicendo, infatti, stavo dicendo solo che dobbiamo essere positivi in questo momento, perché abbiamo una squadra forte, fatta bene in tutti i reparti, e un allenatore, un direttore sportivo che spero che rimanga, e un presidente che paga gli stipendi. Ma vedi come guarda un poco come andiamo con Giuseppe. Allora, poi mi stai dicendo abbiamo un direttore sportivo che è uno dei migliori, no? Però il direttore sportivo deve sapere che a giugno va via, non ha un contratto. Quindi significa che se un calciatore che ti ha portato l'anno prossimo Trinchera magari si sta già organizzando a febbraio dopo un mercato, avrà chiuso qualche contratto con perché no firmava, molto probabilmente qualcuno l'ha richiesto, dice mo si guarda intorno, e quindi sta organizzando per altri lidi. Però ti voglio dire, le programmazioni sono queste. Allora Tremolata che viene qua se ne va adesso a giugno non ha risolto il problema, perché Tremolata sei un giocatore di prospettiva e tu pensi che vuoi realizzare qua, ma è inutile che poi parliamo, sennò parlo sempre io. Hai ragione Antonio, scusami tanto se vado oltre. Speriamo bene, dai, speriamo bene. Speriamo bene e non tagliamo, perché è meglio così. Vabbè, grazie, una buona serata, un abbraccio. Allora, Alberto, che vuoi? Una motosega che ti può tagliare anche una cosa, vedi un po', prego. Tanto Fabio abbiamo detto adesso che abbiamo una bella squadra, dunque voglio dire, abbiamo sempre detto che dobbiamo ringraziare il Presidente che ci ha portati da un fallimento e siamo arrivati in Serie B. Abbiamo detto ci sono da limare certe cosine, cercare di fare il mercato a luglio e non sempre a gennaio, non possiamo dire niente, poi plusvalenze, contratti biennali, questo sarà un problema poi societario, ma sicuramente non aiuta a programmare, questa è la verità. Hai detto tutto Alberti, un abbraccio grande, scusami tanto se poi senti se siamo agitati un po', perché hai capito, ogni tanto qualcosa la diciamo. Ti salutano i sindaci, il prossimo anno mi dedico alla politica che è meglio, lasciamo su calcio, chiama sta politica che è meglio. Che dici Alberti, come la vedi? Tu sei preparato in politica, come sei messo? Mi piace abbastanza. E allora ti chiamo là, senti a me. Ci sentiamo a livello politico il prossimo anno. Un abbraccio grande, ciao Alberti. E ti saluta il sindaco. Ti aspettiamo a Mendicino. Ti aspettiamo a Mendicino, Alberti. Un abbraccio, grazie. Ciao, buona serata.
Allora, Antonio, hai sentito? Perché parlate male del Cosenza, queste cose, sempre tagliato. Che poi un'altra cosa, c'è ogni volta quasi c'erano queste cose, parli buono e dici che sei lecchino, parli male e sei tagliato. Ma che mi fai? Scusate, fatemi capire, perché non è possibile così. Tu sei giornalista, tutti lecchini. Poi il giornalista dice una cosa, che non tagliato, e c'hai capito che succede? È così. È peggio della politica, sta diventando sul calcio. Avvicinati il microfono. La gente parla sempre giustamente, no? Noi lo subiamo in prima linea con Antonio, qualsiasi scelta si fa, qualsiasi atteggiamento si assume, però è anche il bello, no? Credo, perché vuol dire che la questione è seguita e sentita da tutti, no? Quindi... Senti, io ripeto, lo faccio a livello spontaneo, ti faccio parlare a tutti. Antonio, non so come si chiama quel signore, ma possono chiamare tutti, chiamano da centrale, poi mi dicono abbiamo tante telefonate, però sto cercando di farne di meno, se no non parliamo più. C'è una trasmissione di 4 ore per farla, io la facevo alla radio, davo la possibilità a tutti di parlare, perché il calcio è questo, è bello è questo, se no che parliamo, tutti questi grandi luminari del calcio mica ci succa, voglio dire, noi lo facciamo per divertirci, no? E quindi ecco, vede, anche i sindaci, che uno come Antonio che più mastica calcio, Gregorio ne mastica di meno, però ha sempre un club, un presidente di un centro coordinamento, insomma, San Vincent, poi hai visto, mi segue tutta la giunta di San Vincenzo questa sera, Gregorio. San Vincent sempre presente. Sempre presente. Allora, prego, adesso Antonio ci colleghiamo, ti porto a San Vito sullo Ionio, me lo dimentico, dimmi dove sei e ti dirò con chi stai. Antonio Battaglia, il collega di Calabria 7, Isca, Fabio, buonasera. Isca sullo Ionio, mamma mia, spieghiamo signucca, perché su Isca sullo Ionio, perché lui è di Isca sullo Ionio, che è subito dopo Soverato. Allora, Antonio, dammi sti colpi dalla Serie C, vedi che è successo velocemente, puoi andare, prego. Velocemente ti faccio un assunto, Fabio, buonasera a te, ai tuoi ospiti, a tutti i tuoi telespettatori. Il Catanzaro ci ha regalato... salutami il tuo direttore Famularo, salutami Famularo Mimmo, che è il direttore di Calabria 7, un abbraccio anche a lui e a tutta la redazione, siete sempre sul pezzo, insomma, vai, prego. Grazie di vero cuore, Fabio. Allora io ti faccio un riassunto per il Catanzaro, che ci ha regalato le sorprese più grosse quest'oggi, prendendo un colpo per reparto, Pierno, terzino destro in prestito secco dal Lecce, a centrocampo Samuele Parlati a titolo definitivo fino al 30 giugno 2022, nell'ambito di uno scambio che coinvolge anche Francesco Urso, che va proprio all'Alma Juventus Fano. Mentre per quanto riguarda l'attacco, negli scorsi giorni è arrivato Jefferson dal Monopoli e dunque una punta centrale. Oggi Cerri si è concentrato su un attaccante esterno e dunque ha preso un classe 98 dalla Lucchese, Salvatore Molinaro. Catanzaro che purtroppo aveva cercato di inserirsi nella trattativa con la Casertana per Luigi Cuppone, una trattativa che purtroppo è sfumata, ci ha provato fino ad oggi. Cerri, lo stesso Cerri che era a Milano, all'hotel Sheraton, con l'agente di Emanuele Salines, un difensore che tra l'altro è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza. Il Catanzaro voleva piazzarlo, ma le liste già piene, la ricerca esclusivamente di under valorizzati da parte di Cavese e Vibonese, che erano i club più interessati a Salines, ne hanno impedito la partenza. A proposito di Vibonese, oggi Condò ha provato in tutti i modi ad opporsi e alla fine ce l'ha fatta alla partenza di Marsoni. Il Brescia l'aveva cercato con insistenza, le parti dunque si riaggiorneranno nei prossimi mesi. E poi la trattativa per un terzino sinistro da parte di Condò, Filippini della Triestina, però le condizioni per concludere non c'erano, il tempo non era molto, insomma oggi dunque la Vibonese ha assistito da semplice spettatrice alla giornata odierna. Sei stato chiaro, rapido e preciso, Antonio. Se vuoi salutare gli amici della Calabria lo puoi fare, speriamo bene per tutti, dai. Anzi abbiamo... Fabio, sì, prego. Saluto i sindaci che sono ospiti da te nel tuo salotto e saluto ovviamente tutti i telespettatori. Ho seguito prima
sul Cosenza. Fabio, ci vuole speranza. Lo sapevo già, speranza già avevo, là sta facendo un sacco di danni, quindi un'altra speranza qua, non so. Comunque, senti, ma come ci vede qualcuno lì ad Isca sullo Ionio? Ti dicono sta lupo al lupo, ogni tanto qualcuno, qualche amico, parenti ce n'hai, voglio dire, sì. Sì, Dico, sì, è Ten si vede, dico, si vede bene Ten lì. Ten si vede ed è comunque una delle TV più seguite in tutta la Calabria, credo. Meno male. Assolutamente sì, si vede benissimo da queste parti. E questa è la cosa più importante. Antonio, un abbraccio grande, poi quando vieni a Cosenza ci vediamo. Grazie per il tuo supporto che dai alla trasmissione. Un abbraccio. Grazie. Abbraccio a te, a tutti i tuoi ospiti e telespettatori, alla prossima. Grazie Antonio Battaglia da Isca sullo Ionio. Andiamo, c'è un'altra telefonata, poi vi do la parola, ragazzi. Allora, ragazzi, chi sei? Buonasera, prego. Ciao Fabio, buonasera, sono Giuseppe da Catanzaro. Un saluto ai tuoi ospiti. Giuseppe, hai sentito? Comunque, Catanzaro, cosa da grande? 155 comuni e Cosenza. Quanti? 155. C'è stata la fusione di Casali del Manco, sono di meno. Tu sei fuori binario, c'è una fusione, l'avvocato mi ha corretto. Io torno a ripetere, al di fuori della fusione. Però vi sono attenti, guarda che cosa bella, no? L'hanno sanzionato subito. Subito. Allora, hai sentito Catanzaro di Escino Libero? Allora, Fabio, io l'ho seguito, sto seguendo te, sto seguendo un po' calciomercato. Allora, volevo dirti, non abbandonare il mondo del calcio, perché se tu lo fai da tanti anni vuol dire che sei un esperto di questa materia. Sì. Poi naturalmente se ti butti in politica è ancora peggio, perché è già passi da una porcheria. Sto scherzando. Giuseppe, sto scherzando, a me era una considerazione. Anche io sto scherzando, perché siccome in politica in Calabria siamo peggio del calcio, lo sai perché? Perché del calcio, come la politica, non c'è programmazione. La programmazione è solo quella di fare business. Il problema è un altro. In questo momento il Cosenza ha preso dei giocatori, e io torno a ripetere, ti dicevo già l'altra volta, visto che ti ho detto che con l'Entella vinceva, e ha vinto, perché il Cosenza ha un buon allenatore, ha un buon direttore sportivo che purtroppo va via, ma come dici tu, se si è portato qualche giocatore, a giugno se lo porta lui, se lo torna a portare, certo. Perché i direttori sportivi sono i cosiddetti mercenari del calcio italiano. Ma anche qui dici chi sono i procuratori, ma è ovvio che un direttore sportivo ha i suoi, si sceglie i giocatori e se li porta. Quindi... Come ce l'ha l'allenatore, come ce l'ha la parte, diciamo, direttiva di una società. Giuseppe, guarda, io purtroppo ti devo salutare perché sono in chiusura, perché abbiamo il TG Tenni che incombe. Prego. Ti seguo con affetto, grazie. Sono ospite ai sindaci. Speriamo che cambi la Calabria, non solo il calcio, la Calabria. Speriamo. Ciao Fabio. Grazie, ciao. Allora, guarda, c'è questo signore, ciao Fabio, complimenti per la trasmissione, grazie sempre però lasciate i sindaci. Allora, c'è per te Antonio, dice di asfaltare queste strade con poco colore, la zona Ferrera. Puoi chiedere per Ferrera qual è sta zona Ferrera? Pure la zona Ferrera Udine, il presidente della Sampdoria, no? Ferrera. È una via, è una via. Un po' che asfalto ci vogliamo, ma vedono poco, se trovano pochi tempo, un asfalto rapido. Vediamo di farlo. Va bene, allora Fabio, non vedere due sindaci in trasmissione, San Vincente della trasmissione, che è bellissima, Pino Cavaliere, allora, un abbraccio anche a te. Allora Gregorio, ci siamo divertiti, ti lascio, quale camera vuoi, la 1, la 2, la 3 o la 4, vedi, sceglitene una. Io sto guardando a casaccio, quindi... Guarda, no, quella lì, la 1, ecco, la 1, benissimo. Camera 1. Quella Gregorio, mi devi dare 12,50 perché questa di più, è una telecamera speciale. Prego, cosa vuoi aggiungere? Per fortuna le lamentele delle strade non ne sono arrivate a me, solo ad Antonio, quindi questa me la sono evitata. No, quello che mi auguro nel futuro è che possa anche svegliarsi un po' il giovanile del Cosenza e che possano essere allevati i giovani giocatori. Noi a San Vincenzo abbiamo un'eccellenza che è Vincenzo Spingola, che è una giovane promessa e che pare che presto farà parte della primavera del Cosenza, e secondo me una squadra dovrebbe investire di Francesco, sì. Che Francesco, noi siamo siamo ricchi di persone interessate al calcio. Francesco è stato un giocatore bravissimo, e quindi speriamo che possa investirsi di più su questo, perché questo serve a rinsaldare il rapporto tra la città e la squadra. Bravo. Quindi questo è il mio augurio, e speriamo soprattutto che possiamo tornare al più presto allo stadio, perché immagino che anche per i giocatori giocare senza tifo, senza pubblico non è facile. Grazie Gregorio Iannotta, sindaco
sindaco di San Vincenzo della Costa. Sindaco, prego, Antonio Palermo, naturalmente sindaco di Mendicino, grande tifoso del Cosenza. Prego Antonio, concludendo. No, un grazie in particolare a te, perché stasera ci hai dato modo a me e a Gregorio appunto di staccare, come diceva prima l'assessore Francesca Pisani, che salutiamo, di Casale del Manco, di staccare un po' dalle responsabilità che quest'anno sono state tantissime. Posso assicurarti e posso assicurare ai tuoi telespettatori molto pesanti da portare avanti, perché gestire una pandemia non è facile, credo che non era mai successo a nessun sindaco, e quindi abbiamo avuto grandissime difficoltà ad affrontare qualcosa a cui non eravamo preparati, quindi ti ringraziamo. Ai tifosi del Cosenza dico che dobbiamo tutti quanti spingere, sperando di tornare presto al campo, nel chiedere alla società, perché questa sera io sono d'accordo con te e con Alberto Urban, noi per amore del Cosenza chiediamo un surplus, perché le condizioni ci sono tutte, perché Regina, Catanzaro, Crotone hanno potuto vedere nei loro stadi la Juventus, il Milan e l'Inter, e questo Cosenza maledettamente non lo può vedere mai, non può essere una maledizione, visto che il lavoro in questi anni si è fatto, abbiamo riconosciuto più volte i meriti al presidente Guarascio, anche in questo mercato di gennaio è stato fatto un buon lavoro, allora l'impegno deve essere quello di confermare Trinchera, Occhiuzzi, Petrucci, Sciaudone, Tremolada, Mbacogu. Allora, se confermiamo tutta questa ossatura, a giugno possiamo ambire davvero ai playoff e non più parlare sempre come ogni anno di salvezza, che poi è qualcosa che intristisce i tifosi, perché dicono dobbiamo giocare sempre per... Ti devo interrompere perché sono in chiusura, c'è il telegiornale che incombe, quindi praticamente c'è Gianluca se non mi sbaglio. Io chiedo scusa a tutti voi che non siete riusciti a prendere la linea, sono tante chiamate, arrivano anche messaggi, purtroppo il telefono è lì, mi dice tutti i messaggi sono arrivati, non l'ho letti, però... Vi abbraccio tutti, l'appuntamento è a lunedì prossimo, da Fabio Di Polito è tutto, la linea al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale. Alla prossima, ciao, grazie.